secessione, come si fa a stare in un paese? Come si fa a stare in un paese che sta addirittura perdendo anche la democrazia, giorno per giorno? Se qualcuno pensa che il fascismo è finito, mi sembra che è ritornato con altri nomi, con altre facce, però addirittura hanno aggredito i corridori del Giro di Padania. Per dirvi come è finito il sistema italiano, non è più neppure in grado di essere democratico. Ebbene, non c'è, ci siano dei vigliacchi fuori discussione, ma non c'è il minimo dubbio che i popoli vincono sempre, non vincono gli eserciti, vincono i popoli alla fine. Quindi bisognerà trovare la via democratica per forse non referendaria, perché un popolo storicamente importante, dignitoso, lavoratore, che fino adesso è stato costretto a mantenere l'Italia, non allegramente, non è che noi siamo contenti di mandare a Roma un treno di soldi al giorno, no? Siamo stati costretti. Però è evidente che così non si può andare avanti. D'altra parte, se l'Italia va giù, la Padania viene su, non ci sono problemi. Bisogna solo trovare la via. Io sono per la via democratica. Io sono per usare la via democratica, la Lega ha sempre usato sistemi democratici, però è evidente che la gente oggi è a piene le scatole, non può più come un tempo mandare a Roma un sacco di soldi. Oggi l'economia è entrata in crisi, non abbiamo i soldi neppure per noi, figuriamoci se riusciamo a mantenere Roma e diciamo il magna magna romano. Questo non è più possibile, bisogna trovare la via d'uscita. Noi, a dire la verità, un piccolo sforzo l'abbiamo già fatto, il federalismo fiscale l'abbiamo portato a casa. Uno dice poca cosa, sì, non è ancora la libertà e noi sappiamo che dobbiamo ottenere la libertà, mica siamo qui per fermarci a metà strada o per strada. La gente del nord, milioni di persone vogliono che la situazione, che la musica cambi, che è Maroni, cambi, che è presidente della provincia di Treviso, noi si ritorni ad essere padroni a casa nostra, e questa e quindi le cose, certo, loro fanno, creano scompiglio, mandano i malintenzionati in piazza, per strada, a picchiare, sperando di spaventare, non spaventano più nessuno, a cazzare, e prima o dopo le cose fatte male ritornano. Prima! Sono contento, i giornali dicevano, i giornali sono dei grandissimi stronzi, sono degli Iago, Iago era quello che nell'opera Verdiano parlava male continuamente della donna di un amico finché diciamo fece provocare una tragedia. Iago della carta stampata che raccontano bugie sistematicamente.
me, attaccano anche la mia famiglia, dei delinquenti. Ah, sì. Sono disgraziati. Iago, trafficanti, pacificanti. Poi quando li trovi fanno di essere amici, però sono tutti contro la Lega che vuole cambiare le cose. Noi impediremo che le cose cambino, dicono i giornalisti, che sono al servizio di quelli che non vogliono cambiare una virgola. Però devo dire ai nostri Iago che le cose cambieranno, perché quando finiscono i soldi la gente perde la pazienza, e come se la perde? Non si fa mica fermare che minacciano in strada la gente comune che va a picchiare i corridori. 4 settimane. Devo dire a proposito che in primavera ci sarà la prossima manifestazione, una grande manifestazione come quella che abbiamo fatto sul Po. Questa volta però non sarà sul Po, non lo dico ufficialmente, pubblicamente, per non dargli la soddisfazione ai giornalisti, così sapranno dopo i nostri militanti quale sarà una grande manifestazione. Però voglio dire certo successione, voglio dirvi che certamente la libertà non la si conquista solo con le manifestazioni, anche con le manifestazioni. La libertà la si conquista preparandosi alla lotta e senza che ci sia subito il malumore. Appena la Lega a Roma deve portare a casa tutto non è possibile. Abbiamo portato a casa il federalismo e già ancora. Abbiamo salvato le pensioni, tanto per dire uno. Se non c'eravamo noi, mi sa che questa volta l'Europa, i poteri eravamo da soli, controllavamo i poteri forti, l'Europa, tutti i partiti italiani, è un mondo alla rovescia, la sinistra dovrebbe salvare le pensioni, invece era dall'altra parte. Per fortuna c'era la vecchia Lega che le pensioni ha messo il veto, nonostante che Castrice Bossi mostra il dito, mostro il dito perché sono soldi di chi ha lavorato una vita e ha pagato una vita e ha diritto di avere la sua pensione. Adesso addirittura non vale più neppure, i sindacati volevano mangiarsi anche le pensioni. Calma, è bastata la vecchia Lega, eravamo in pochi, però in pochi ci sono dati da fare. Io sapevo quanto fossero importanti. Una volta, poco tempo fa a Milano, in centro a Milano, davanti a un grande magazzino, viene fermato un vecchietto, mi fermo a vedere. Ha rubato una bistecca, una piccola bistecca e una bottiglia di vino. Allora, quanto costa? Dice, pronto, non ha più rubato. Ah no, adesso è pagato. Allora, il problema però mi è rimasto in mente. Un pensionato era, aveva lavorato una vita, non ha i soldi per mangiare, costretto ad andare a rubare una bistecca in un grande magazzino di Milano. Ebbene, non l'ho dimenticato, non l'abbiamo dimenticato. Là abbiamo fatto resistenza, alla fine abbiamo convinto Berlusconi, che alla fine si è fatto convincere nonostante i suoi. Abbiamo convinto Tremonti e via. Sì. Beh, sono contento per voi, per tutti i vecchi che hanno lavorato una vita e pagato, che ce l'abbiamo fatta a portare a casa, a salvare le loro pensioni. Se ne frega di quel che dice
vince l'Europa vuole tagliare tutto, tagliare che le pensiamo, calma, si possono fare le cose ma certe cose non si possono fare, non puoi far morire di fame la gente, soprattutto la nostra gente. E quando vi dico che noi non possiamo andare avanti come prima, oggi non siamo più in grado di mantenere il centralismo italiano, cioè Roma, l'assistenzialismo di tutte le regioni, non siamo più in grado, l'abbiamo fatto per tanto tempo. Tutti noi della Lega sappiamo che alla fine arriverà il Re di Nazione, alla fine sarà la battaglia, la lotta di liberazione per la libertà e la vinceremo. Molti sono i popoli amici della parola, sono molti. Ogni giorno arriva un popolo nuovo che dice avete ragione, come avete fatto a sopportare un peso così grande, tutti i vostri soldi costretti a regalarli e quegli altri che se li mangiano anche e se la ridono sotto i baffi. Ebbene, tutto arriva, alla fine tutto arriva a bersaglia. Noi siamo qui per dire che da adesso in avanti ritorna la grande battaglia per la grande lotta di liberazione, per la libertà dei nostri popoli, il popolo di Panay. Giornalista, hai visto il braccio è rotto, sono caduto dalle scale inseguendo mio figlio, però vedi che sono venuti ugualmente. Non scrivere che non verrò più perché sono stanco, non vado solo in cima alla montagna a prendere l'acqua del Po e a Venezia. Io a Venezia e a prendere l'acqua del Po ci vado a piedi da Varese a piedi facendo centinaia di chilometri per giorno e così a Venezia. Non scrivere che Bossi non verrà perché è stanco, perché vabbè, certo abbiamo fatto tante cose, provate a fare il federalismo fiscale e poi vi accorgete che è difficile. Il povero Calderoli che ha lavorato come un pazzo. La premiata di Bossi Calderoli ha portato a casa dei buoni risultati, ma non ne fa la sua parte con gli immigrati, via. Sta Lega qui, per fortuna che c'è la Lega, si potrebbe dire. Sì. Per fortuna che c'è la Lega. Guarda il tempo però. E adesso ancora, lo so, cari pensionati, lo so che dopo passeremo ai niente perché pigliate di pensione rispetto a quello che merita, però prima occorre fare la padania, Se fosco rabboso, è difficile, i soldi se vanno a Roma e vanno al sud difficilmente possono finire anche al nord, è una cosa ingiusta ma è così.